questa casa da essere proibita, anzi proibitissima. Abbiamo messo sui negozi apposta per non aver più a che fare coi turni. Chiaro? Chiaro, chiarissimo, visto che non rispetti nemmeno quelli del bagno. Ho più diritto di tutti voi ad usufruire di questo locale. Se vi ricordate, abbiamo comprato l'appartamento con i soldi della mia liquidazione, che è servita solo a dare l'anticipo, perché le rate le paghiamo io e Mario. Mezze, solo mezze, perché le altre mezze le paghiamo io e mia moglie. E non dico questo solo per precisare, anche per non passare da scemo. Ma tanto furbo mica lo sei. Ti sei fatto fregare dalla mamma come un cucco. Oh, Mino, non è un cucco. Peggio ancora, è suo marito. Oh, questa non me la dovevi dire. Come una viola. Va per dice la Gianna è fuori forma la cosa. Accetto la scommessa e sono sicuro di vincerla, perché stanotte l'ho allenata a modo mio. A questo proposito, o andate detto prima o cambiate rete. Fanno un sacco di rumore, io non riesco a prendere soldi. Anche le vostre, ma stanotte è indispensabile, perché la Gianna con la scusa di allenarsi a modo suo sbatte fuori allenamento anche me. 5.000 sulla Gianna. Chi vince oggi? La Lena e tutti, ma la Gianna sembra che stia recuperando. L'avete preparato il caffè? Oh, mi sa che oggi te lo prendi giù al bar. La vuoi questa per caffè? Oh, no, così non è regolare, Ma che non vedi che tirano da casca a nassi, dammi una mano a dividerle. Ma che ammazzarsi, sei intervenuto perché stavi perdendo. Praticamente hai gettato la spugna. Ma quale? Non sono evitato di dover accompagnare al pronto soccorso. Fuori perdone perché hai perso. Sì che te lo sei già guadagnato. Casomai le 5.000 sei tu che le devi a me. La Lena ha preso una sedia, allora hai perso che squalifica. Io ho penalizzato del cappello, toccava a te prepararlo. Toccava a me, ma lui ha dimenticato di comprarlo. A proposito di comprare, siamo tutti presenti, compreso te che dovresti essere sul mercato. Non toccava a voi due? E non dare tutte le colpe a me, perché io la sveglia alle 3 l'ho messa, l'ho sentita e l'ho anche svegliato. Ma lui ha capito male e dopo un po' ci siamo riaddormentati. No, così non si può più andare avanti, bisogna trovare una soluzione. Non ci si capisce più un tubo, da quando via è andato via il nonno, non si riesce a far marciare qualcosa per il verso giusto. Questa non è più una casa, è una Babilonia, è una... Albergo senza doppi servizi. Uè, Svenotto, se questo albergo senza doppi servizi non è di tuo gradimento, sai benissimo che cosa devi fare. La porta d'entrata è stata sempre dove era prima che tu nascessi, quindi se vuoi prenderla per l'ultima volta e ovviamente in uscita, ricordati di portarti anche dietro quella lanciapalle che hai sposato. Ricordate di questo albergo, anche se disorganizzato e senza doppi servizi, siamo anche noi due legittimi proprietari, sia per l'acquisto dell'appartamento, sia per la gestione del negozio. Nella nostra società è stato assorbito anche il capitale della liquidazione di Mino. Capitale di Mino? Ma io avrei vergogna di chiamarlo così. Lo sai tu che cos'era quel coso che ti vuoi chiamare capitale? Non era altro che la liquidazione di un metalmeccanico che aveva lavorato sia e no tra uno sciopero e l'altro 4 anni in tutta la sua vita. Quel coso che tu chiami capitale non è bastato neanche a dare il resto dal primo giorno che abbiamo aperto bottega. E già che ci siamo, tanto per farvi abbassare la cresta, ti preciso che dentro quella bottega ci ho buttato danno 30 anni del mio lavoro ed io non ero un metalmeccanico, io ero un tranviere, quindi... Se mi compravo un vaso da notte, adesso starei meglio. Cos'è tutto questo concistoro? Si Sei proprio da lui che deve ancora farsi la barba. Se me la paghi te, me la faccio fare dal bordiere e ti lascio il posto. Piuttosto, scoppio! E allora scoppia! Silenzio! 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 Ho detto di far silenzio! Ma volevi qualcosa? Voglio un po' di silenzio e che tutti mi diano retta. Ma perché? Perché sono la regina della casa. Regina. Calmati un po', regina della casa. Sicuro che lo sono. E come regina vi ordino di stare tutti zitti perché devo parlare io. Zitti tutti, parla la regina. Sicuro, parlo io. E vi dico che dobbiamo richiamare il nonno
servizio. Vabbè, c'era bisogno di fare tanta cagnara e salire lassù in cima per dire quello che ci stiamo dicendo tutti quanti. Sì, ce n'era bisogno, perché se le cose non vengono dette da un qualche pulpito, nessuno fa niente. Ma siamo tutti favorevoli, anche se io avanzo qualche riserva. Cioè? Con il ritorno del nonno i doppi servizi diventano indispensabili. Quasi mi dispiace, ma devo darti ragione. Dentro quel locale si passa delle mezze giornate, tutti favorevoli anche per i doppi servizi. Un momento, in linea di massima io sarei favorevole, ma c'è un piccolo particolare da tenere presente. Con l'eventuale ritorno del nonno ci si guadagnerebbe tutti quanti. Ma per far fare i doppi servizi bisogna spendere. E prima di dire tutti favorevoli, bisogna sentire anche il parere di Mario. Cosa vuoi? Conoscere il tuo parere A proposito di cosa? sull'andamento della casa. Che occorre subito l'idraulico per far mettere una catena nuova. Per tirare la sciacquone bisogna sempre salire sulla tazza. Qualche volta ci finisco dentro. Ma io parlavo del nonno. E io della catena. Sei favorevole al ritorno del nonno? Favorevolissimo. E a far parte doppi servizi? Ancora di più. Anche se io sono perplessa perché poi bisogna pagarli. I pagamenti si possono fare a rate e dilatare nel tempo. Quello che c'è da fare, che non si toccano le cose. Mario non è favorevole. Dice che costerebbero troppo caro. Benissimo, allora abbiamo approvato le due proposte in unanimità. Ma veramente qualcuno ha votato contro. Ma non ha importanza, sono o non sono la regina della casa, e allora Approvato, no? Un momento, a me sembra che bisogna sentire il parere più importante, quello del nonno. E non mi venite a dire che gli assenti non contano. Quando è andato via ha parlato chiaro. No, più che parlare ha lasciato una lettera. E se n'è andato senza neppure guardarci in faccia. Non ce n'era bisogno, ci conosceva già tutti quanti. forse anche troppo bene. In quella lettera... Che tu solo hai letto e poi l'hai strappato. Veramente non sappiamo cosa diceva quella lettera. Ci siamo fidati solo di quello che tu ci hai raccontato. Ma non diceva niente di particolare, e poi era lunga, non me la ricordo manco più. Un sacco di parole per dire che se ne andava e basta. Non è vera, ho detto anche dell'altro, ma mi ha dato, sai che te l'avessi sguardato. Ieri quella lettera non parlava solo con te, parlava a tutti. Il carta diceva che il messaggio da stamattina Parangiare perché io ormai sono stufo e me ne vado. E portando via stacche mi faccio anche il piacere. Lascio per ogni eventuale lieto evento una stanza libera. Vedete, quando abbiamo con schiavi di vostri turni, hai bisogno di uno per vedersi una mano interiore. Oh no, o hai bisogno di uno per dare una mano in tuo collo. Ma ben detta, e della maniera che non sono ci vuole fare. E quando si diventa inutile, cosa si può fare? Portare via stacca. Oppure fa, ecco, come i leggi schimesi. Sai cosa fa quando resta senza accendente? Piuttosto che mettersi lì a mangiare panza già sciolta dagli altri, portano via le stacche e se ne vanno a sparire in taneglie. E lo sono le schimesi. No. Ma invece, come vi, senza palanche, diventa come un carretto con le rosci per terra. E il carretto con le rosci per terra, non sapete, se sciappa o se sia lì in campo, e un campo degli altri veggi senza palanche o se siamo spesso. E invece tutto questo che mandò lì come pacco postale preferisce andare da solo. D'accordo? Quindi, già, stai bene, che a me senza deviati si chiude sta un po' meglio. Ma scusate, che la bolletta della luce, quella del gas, quella del telefono
E a menicoli vari, non faccio conto, scendemi, che quelli pochi ormai non servono più. Allora questa mattina volete proprio farmi scoppiare? No, non temere, io non ho da farmi la barba. Infatti se la fa di notte quando non la vede nessuno. Ti giuro, atleta, che questa è la Certo, più una persona un po' di salvataggio perché se lascia un posto, perdono anche questi a nero. Però vieni qua dentro se hai coraggio. Sempre prima volevo solo impizzarti, ora ti impizzo con tutte e quattro le cose. Devi avere due idee in testa. Ma ce l'hai proprio con le mie sedie stamattina. Questa è una di quelle che mancava, ve l'ho comprata io. Carica! Fermala, sì che la sedia è sua, ma la porta è mia. Dai, Elena, datti qualche fatto, vediamo lì la casa stamattina. No, voglio soltanto demolire quella libera che si va a Ma lo- quella rovina famiglia. Ma hai sentito cosa mi ha Ma detto? lo sai benissimo che non è vero. Non è importante esserlo, è sentirselo dire. Le setole non sono fatte per questo. Guarda, le uso nel modo giusto. Mi siedo sulla riva del fiume per veder passare il mio bisogno. Perché la Olimpio ci crepa di fame. Dai, smettiamola, dobbiamo decidere sul da farsi. Giusto, e visto che siamo tutti favorevoli, meno che lui, Savoreva la cosa. Al ritorno del nonno e all'installazione dei doppi servizi. Chi l'ha detto che sono contrario? tua moglie. Ma cosa vai a dire? Ma lo sai benissimo che quando le cose ci riportano cambiano sempre. Io penso che prima di far installare i doppi servizi bisogna trovare il modo di far ritornare il nonno, perché se oltre noi e le nostre rispettive sedie d'assalto girano per casa i muratori di idraulico, dove andiamo a finire? A prova, può essere anche conveniente sotto l'aspetto economico. Se noi facciamo fare i doppi servizi dopo il ritorno del nonno, coi soldi della sua pensione. No, mi sa che non sia più possibile coinvolgerlo con argomenti del tipo unione familiare. Non ci crede più. Anzi, sarà meglio offrirgli, anche se solo simbolico, un piccolo stipendio. Pure. E a carico di chi? Ma sei sempre più filorgia tu. È a carico di tutti noi, o meglio, dei clienti del negozio. Figli, ma non farmi gridare. Ma cosa vuoi? Ma non posso da fare, Elena, vai a vedere che cosa vuole tuo fratello. Aumentiamo di 20 lire il carciofo e di 30 lire le patate e i doppi servizi ci escono in un paio di mesi. Per quanto riguarda invece lo stipendio del nonno, cancelliamo i libri sulle uova australiane e le vendiamo per feste. Ecco quello che mi hai domandato. Ma io non volevo mica telefonare, Ma quanto fatta le loro per andare anche in galera? E che se ne frega? In galera semmai ci andrà uno di noi, mica il negozio. Quello dopo 2 o 3 giorni si riapre E mettiamo anche i pomodori a titolo di risarcimento per i giorni di mancata vendita. Me ne vado. Ciao! Esultate! Se ne va per salvare le seggiole. Me ne vado. Ciao! Me ne vado davvero. Ma non cambi mai il tuo repertorio, tutte le mattine è sempre uguale. Oramai hai stufato tutti. Questa volta lo cambio e passo quella porta per sempre. Allora, aspetta un minuto. Già che vai giù. Ma chi è che ha messo la catena allo zerbino? Sono stato io, mi ero stufato di andare a raccogliere tutte le mattine in fondo alle scale. Potevi avvisare, pensavo fosse uscivo io per prima. Visto che dovete andare giù a raccogliere quella povera Crista, mi raccomando la rumenta. Prendilo tu che tocca a te stamattina, dai! Semmai che non lo sapevo che finiva in questo modo. Tutte le volte che tocca a lei fare da mangiare, ne inventa sempre una. O fa l'offesa e non esce più dalla stanza finché qualcuno non ha già apparecchiato in tavola, o deve andare per uffici e trova sempre la coda che dura fin dopo la chiusura degli sportelli. O sviene, piuttosto che niente oggi, lo zerbino. Aia.
Aia. Aia. Mino! 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 Mi serve qualcosa? Sì, che ti prenda tua moglie. Oh, adesso non ho tempo, posatemelo lì sul letto. Attendono il terpino, ci hanno messo ancora la catena. No. Oh, finalmente mi è riuscito di salvare qualcuno. Aia, piano. Come mai non ti sei ancora vestito? Che cosa mi resto a fare? Se quella si è rotta per da mangiare tocca a me e quindi resto in casa. Se non c'è qualche altro impedimento o qualche sacchetto dalla spazzatura nascosto da qualche parte, vorrei uscire. Nessuna obiezione? E allora va. Andiamo. Sono nonno che mi aspettava di vedere San Rosa Cavallo. Sono nonno, poi si porta su il sacchetto, non ti dopo l'arco. Oh, cazzo. Calma. C'è poco a fermo e tu la taccapare in uscire lei. Ti apri. Calma tutti. Quante donne che stanno in casa qui? Una, due, sempre tre? E come mai chi che manca la crocetta? La linea manca, lo capisci? Io ce l'ho messa perché è la prima. Io anche, ma non vedo quali problemi ci sarebbero se non ce l'avessi messa. Non è che la sorgente sia eterna. Spera per dire che è quella di là. E non ci sarebbe manco tanto da meravigliarsi. Qualche volta succede. Specialmente quando marito e moglie sono giovani e dormono tutte le notti insieme nello stesso letto. Che cigola maledettamente! Che cosa che succede? A mammino mi va ben bellonita perché mi serviva anche un servime di quella stanza lì. Ma la tua lettera non diceva che... Ah, la lettera diceva che mi infettò, venire, proprio mi attaccò a malattia da scrivere, va bene? E poi quando si diventa mesi o si diventa gli bambini, ho so il coraggio di avere i propri sbagli. E mi vedo ci sbagliare. Dico, sta sempre di casa là, a valle, perché mi serviva quella stanza lì. È sicuramente in casa. Eh? È sicuramente in casa. Ah, le seguivo in casa? Gianna! Se fosse da avere incinta? Aumentiamo di 300 lire al chilo le cipolle. A 1900 lire il mazzo. E abbiamo perretto 100 lire di pistacci e guadagniamo anche su quello. Gianna! Ti faccio fischi, Gianna? Nonno, ma che bella sorpresa! Sale bella per te, pare che non sei brutta per me, Dico, chi manca la crocetta? Pare che manca proprio a te. Ma di che cosa ti preoccupi? Io prendo la pillola del momento dopo. E mi quella di un momento prima, quindi andiamo a piedi a non confondere le tue pillole perché chi altrimenti altro che sei la ripopolare, tutte e due ripete. Dico, però manca la crocetta qui, insomma, perché manca? Me la sono solo che dimenticata. Cose? La pillola o la crocetta? A parte il fatto che questi sarebbero soltanto affari miei. No, sono affari mieissimi, perché mi serviva di sapere se posso dormire anche in questa casa qui, oppure andare a dormire su in bottega, a fare magari anche qualche anno turno gratis. C'è una strapunta lì da artigiocche qui noi gente si ore. Sei tu tranquilla, tua preoccupazione, puoi dormire tranquillo. Chi è questa casa? Dormire tranquillo chi è? Dormire tranquillo chi se ne va il problema. Comunque non mi interessa sapere come dormire, ma dove? Chi? O su? No, in casa, tranquillo nonno, che non ho nessuna intenzione di ripopolare la Liguria. Mi sono solo dimenticata la crocetta, tutto qui. Ah, tutto qui? Dico, fammi vedere gli interessati. Voi che rimanete in casa, date una mano? Se piace, non piace così, mi paghi la tua abbastanza, che sto con quello che sono andato via via. Se ti resti anche ti finisce che sei picchiere. Vado giù, E non facci caso se trovi qualche
qualche documento in giro, lo raccogli e lo... E lo metto da qualche parte con un seggio al suo fuoco perché altrimenti non si prova. Allora scendo, Sì, e te la tengo a servire, che lei torna a ricordo. Da poi a casa, anch'io, guarda, poi che tormento. Una sé maledetta, e a qualcosa da bene. Oh, mi passò 3 mesi. Buono. Vabbè, questo? Anche un personaggio tipo di vabbè, ma altrimenti non piccava. Da sentire quando sciocchi dall'idretto, ti le porto cosa mettilo al suo posto, mettilo. Va bene, nonno. Va bene, sì, ho chiesto che parte qui insieme, qui questa casa. Chi è altro che mette ordine? Chi che va a restare la resta che Se ne hanno lasciato da fare, vero? gli altri, Lena, pensava che faceva certamente in un lato portavo ecco, andiamo. Ah, non è che te sul cancello. Dico, di che le sei un topolino che le sei. Cosa da fare? Che poi che troppi personaggi che non si capisce poi dove non esce, pronto? Parlo con l'idraulico io subito? Sì. Ah, qui è la ditta Paroglia Cappello, Sarsenis, frutta verdura e uova fresca australiana. Cosa le è successo? Lo so che la mattina le viaggia, ma la verità è mi è seduta a cadriga d'uccello. Come dici? Gli spaghetti? E poi è appena qui. Per sentire, l'altra volta mi hai detto, arrivo tra 2 o 3 giorni. 3 mesi facili, e qui sono spaghetti. E con un saluto. E ora mi dici che arrivi quando puoi, perché la comenda dava fuori. Vabbè, ho capito. Ah, sei nel segno degli altri, facciamo anche piacere, facciamo un sconto, sì, se fresche australiane. E riserviamo quelle che arrivano anche via mare. Poi, 3 mesi, parlo già molto. 3 mesi che questa casa qui hanno che se la sta. Lo lasciare via 3 mesi fa. Gatto, bella pulita. 3 mesi. Da che parte tu pensi? No. Ho commesso un errore. L'ho commesso tanti miei, però l'ho primo quello che mi ha pregato. E quale sarebbe stato questo tuo primo errore? Quello del nasce Misci, poi tutti gli altri sono già preso. Ma sentiamo qual è stato questo tuo errore. Stanotte ho preso un'aspirina. Vedi che ti stavi male, ora te l'avevi preso. Ma io non stavo male, stavo benissimo. Ah, sì? Forse adesso che sto male. Scusa, ma per il bagno fatto devi fare quella faccia lì e se dovesse fare la vita io sono morto da tocco. Tu di errori ne avrai fatti tanti, ma mai come il mio. La scatola delle aspirine, era meno che non stava tanto bene, è finita accanto alla scatola delle pillole del momento dopo. Sì, va bene. È lì il mio errore. Ciao. Ho letto tutto lì, ho letto tutto. Cose! Via col vento, no? Tu, fammi fregare, porco voi. Siate signori, ma mia, c'ha prosciutto la capello, questo sì. A posto e me ne vado. E vale che va.
Ma dove è che fa? Torna da quella giornata. Vedova ancora piacente. Ma so credeva lì. Quando la volò io ormai. Su che mie donne mi ricordavo che entità tra me. 3 mesi adesso stiamo. 3 mesi di tentativi. Qualche volta riuscì, di 2 lati di film così. Neanche mai da allora, a me mi dispiace, ma vedo bisogno che mai. Dico, a da mai mi sa difficile farlo all'età giusta, sempre se l'età giusta esiste, ma ormai alla vita è che ricominciamo da capo, torno al nostro andato. Dopo, casicchi, ok, e colascio. Questo colascio avanti che l'hai lasciato di fare. Poster, cariccio. Signori, io sono il fiore, un po' passivo. E queste sono le farfalle che fanno il bagno nel mio pollo. Ho capito, ma va a finire che... Pronto? Tinta, cappelle, parodie, self-service, frutta e verdura, uova fresche australiane? E Tigina? Sono nonno, la fa sentire. Oh, peccaggio, ho trovato quelle 3 cose che te ciantoli ciato a peccaggio. Ho trovato che sono la bolletta da luce, quella del telefono e quella del gas. Detto che anche vado già in pensione, sa che vado non si può spagartele. Non ti tocca di mica, vero?